Penso dico. Allora, Barbara Codogno, siccome abbiamo affrontato anche la questione, e se ne parlava anche fuori onda, genitoriale, cioè a un certo punto un uomo viene da una famiglia, quindi c'è un ruolo anche della donna nell'educare, nell'assecondare o meno certi comportamenti, ma perché bambino, ma perché... E adesso c'è questo buonismo diffuso che poi crea degli orchi, dei mostri, già il bambino prepotente nei confronti dei propri genitori, che però viene continuamente assecondato, poi un domani potrebbe diventare il killer del domani, e ne abbiamo visti tra l'altro casi eclatanti. O anche di mancanza di rispetto nei confronti delle proprie compagne, perché sono abituati a andare oltre quello che è il limite anche nei confronti della propria madre, che tutto tollera con una grande facilità, perché deve farsi perdonare di una mancanza di presenza, di tante cose che una volta i nostri genitori non si ponevano neanche lontanamente. Però questo è un altro elemento. Che cosa ne dice? Secondo me il problema è naturalmente microscopico e macroscopico, nel senso che non dobbiamo dimenticarci che la famiglia comunque è lo specchio più grande, è lo specchio comunque di una società. Allora io direi che sono, come dire, dei punti che si compenetrano in qualche modo, e per quel che mi riguarda personalmente penso che ci sia sinceramente una deriva culturale. E questo affacciarsi, noi mastichiamo, io come giornalista ma anche come scrittrice mi trovo molto spesso anche in imbarazzo a dover sempre confrontarmi con questi argomenti, perché sono di una, come dire, di una miseria, di una pochezza, no? Che ormai dovrebbe essere assolutamente superata. Purtroppo questo non accade. E quindi è molto importante, in questa trasmissione stiamo dando informazioni utilissime proprio sull'agire, perché è fondamentale mettere le donne al riparo, e a mio avviso un riparo è prima di tutto economico, di autosufficienza, perché nel momento in cui una donna ha la propria indipendenza riesce a gestire meglio qualsiasi forma di pressione, di violenza, si sente sicura e al sicuro anche con i propri figli. La seconda è, per quel che riguarda strettamente me, un'analisi e una proposta anche di riflessione naturalmente a livello culturale. E lo abbiamo fatto con un gruppo di scrittrici per un'antologia che era Io sono il Nord-Est, che ha raccolto proprio fisicamente dei soldi da dare al Centro Veneto Antiviolenza, e io adesso lo sto promuovendo invece con una mostra d'arte contemporanea che si chiama appunto Love and Violence, nella quale ho chiamato artisti un po' da tutto il mondo con questa mostra la la curo con l'amica Silvia Prelz, e insieme abbiamo chiamato appunto degli artisti a convergere su un tema che è appunto come mai l'amore a un certo punto si trasforma in violenza, e però chiedendo perché anche... si parte dall'amore. Si parte dall'amore. E come è possibile... che soluzioni di superamento sono possibili? Naturalmente gli artisti hanno dato le loro interpretazioni, però secondo me è importante che in qualche modo lo scandalo, chiamiamolo così, no? Lo scandalo che è lo scandalo della violenza, abbia, come dire, una risonanza anche emotiva forte nel profondo, e che quindi attraverso l'arte secondo me le persone possono essere colpite, perché ormai di violenza si parla, purtroppo, così abitualmente, che ha perso la sconcertante crudezza, la sconcertante verità, perché sentivo prima anche l'avvocato, no? Quella donna è stata sfregiata dall'acido, è una roba terribile, sì. Cioè una roba terribile, ormai noi ne parliamo con una consuetudine che è disarmante, è veramente impoverente, certo, no? Dal punto di vista umano. Allora, di fronte a questo scempio che è diventato comunque pane quotidiano, che cosa possiamo fare per cambiare invece proprio nel nostro profondo la vibrazione che ci dà questa parola e questo usare atto, vari strumenti, questo atto così osceno? Allora, secondo me, cioè, per quello che posso fare io posso scrivere, posso denunciare e posso comunque anche chiedere appunto una riflessione che mi venga da un mondo che è anche un mondo di cultura, che è il mondo dell'arte, che in qualche modo muove anche
altre dinamiche, altre coscienze. Ecco, volevo chiedere, adesso faccio parlare anche lei perché è interessante che facciate parte comunque tutte e tre di questa commissione regionale che sia coinvolta anche Confcommercio, quindi l'imprenditoria. Sì. Non è scontata la cosa assolutamente, quindi secondo me c'ha una sua rilevanza e quindi volevo chiedere anche appunto il ruolo del lavoro, perché l'ha accennato la dottoressa Codogno, lo diceva la Presidente, anche la donna che è autonoma e che riesce a mantenere la propria occupazione, perché attenzione, neanch'io ci pensavo, poi mi hanno raccontato chi lavora nei centri, molte donne perdono la propria occupazione, perché questo è un altro problema. Se è autonoma economicamente ha più chance di gestirsi, di uscire da questa spirale in qualche modo. E quindi diventa importantissimo questo. Sicuramente noi infatti come commissione proprio l'ultimo gruppo di lavoro che è stato fondato è proprio sull'autoimprenditorialità e sulle libere professioni e il lavoro in generale, perché il lavoro dà un'autonomia, dà diciamo una forza in più che non è fisica ma appunto una forza di mezzi monetari che consente alla donna in qualche modo di trovare da sola le proprie difese. Come imprenditrici di Confcommercio a livello provinciale, perché io comunque vengo dal territorio di Treviso ma rappresento anche a livello della regione questo gruppo di donne, devo dire noi lavoriamo a livello della sensibilizzazione, perché noi abbiamo negozi, esercizi diciamo pubblici, esercizi quindi bar, ristoranti, attività turistiche oppure anche diciamo studi professionali che sono in tutto il territorio, quindi noi come donne imprenditrici abbiamo voluto sensibilizzare per esempio con una semplice cartolina che facevo vedere prima alla mia Presidente, che è questa sostanzialmente, in cui faccia vedere di nuovo a favore di eccola, che adesso tra un po' la spiega che cos'è intanto la violenza domestica, perché bisogna partire dalle definizioni, perché tutti parlano di tante cose ma poi se non si capisce di cosa stiamo parlando allora questo è ancora più grave, perché qui non è una questione, è anche questa una questione culturale, una questione collegata ad un glossario, ad una traduzione di alcuni termini, qui si spiega che cos'è e poi sul retro ci sono tutti i numeri telefonici di, diciamo, di riferimento, di supporto per queste donne che sono in difficoltà. Queste cartoline noi le abbiamo distribuite in tutti diciamo, i nostri punti diciamo, di riferimento e le dobbiamo però mettere, dicevo prima, una cosa che io vorrei dire perché è una cosa che da dire anche se non è bello dire, dobbiamo metterla in punti un po' nascosti perché abbiamo visto che se le mettiamo troppo in vista queste cartoline non vengono prese. Sì, perché la donna non solo ha paura di denunciare, ma se io prendo una cartolina significa che probabilmente sto vivendo una situazione che non è il massimo e quindi le persone contemporaneamente presenti in quel luogo possono capire delle cose che magari io non ho piacere di condividere con gli altri. Quindi questo è proprio una specie di... veramente... Voglio dire, questo è grave, però questo è vita vissuta, cioè io ho delle mie colleghe che hanno deciso di mettere a posto queste cose in posti tipo la toilette, l'antibagno, in modo che le persone ci vanno insomma da sole e non c'è magari anche chi fa loro delle violenze e possono in autonomia prendere questi piccoli documenti di riferimento. Ecco, questo è grave e secondo me, io lo dico proprio perché è una cosa che mi ha colpito tantissimo, io ovviamente non l'avrei neanche mai pensato, forse la signora di questa situazione questa cosa le sa meglio di me, però ecco, quello che noi possiamo fare quindi è semplice ma importantissimo, diffondere il più possibile che il problema esiste e che ci sono però dei punti di riferimento, la consigliera di parità, insomma le forze di polizia, eccetera. Per esempio una cosa che sta facendo il nostro prefetto a Treviso è un tavolo di coordinamento che ha messo in rete tutte le istituzioni che appunto si operano contro la violenza e nell'ospedale, io tra l'altro arrivo da Montebelluna, noi a Montebelluna abbiamo il codice rosa che non c'è in tutti gli ospedali purtroppo ed è un codice che è quello che si diceva nel filmato iniziale che consente a queste signore di accedere a questi pronti soccorso con delle modalità diverse.
di non mischiarli agli altri, quindi non far attendere per cose, perché in realtà sono sempre le stesse persone che vanno, e tra l'altro molte volte quello che ha, i danni che hanno è guaribile in pochi giorni, per cui non è neanche, come dire, no, denunciabile a livello, certo. esatto, però guarda caso ogni 8 giorni arrivano sempre le stesse signore e denunciano. Poi allora lì c'è una dottoressa che ha fatto proprio una specie di vademecum, che è stato adesso promosso a livello territoriale, ma si spera poi che questa cosa si allarghi. Io non so se su Padova c'è qualcosa di analogo, esatto, con anche le frasi che le persone dicono per coprire delle cose. Beh, a me questa cosa mi sembra incredibile ma molto interessante, perché allora io posso leggere anche oltre le parole che vengono dette, oltre le situazioni. Quindi formare chi fa parte del processo, ovviamente, per capire questi ma messaggi. formare anche noi imprenditori. Noi ci siamo chiesti questo, cioè come possiamo aiutare noi? Possiamo aiutare nel fatto che se nelle nostre imprese c'è una certa sensibilità, è chiaro che di conseguenza anche le donne che lavorano nelle nostre imprese o che accedono alle nostre imprese sanno che qui possono trovare un luogo, diciamo, in cui non sono giudicate le persone, ma magari sono anche in qualche modo supportate. Credo che questo sia una cosa. L'altro lato è quello, anch'io ho un figlio maschio tra l'altro, è quella dell'educazione in famiglia, quindi l'educazione dai bambini, diceva la Elena, e quindi lì anche lì come commissione ci stiamo ragionando su cosa possiamo fare. Noi abbiamo pensato addirittura a una sorta di corso proprio per spiegare tutte queste cose ai ragazzi anche molto giovani, che possa rientrare nel percorso di alternanza scuola-lavoro, ad esempio. Cioè se io con questo percorso di sensibilizzazione do anche dei crediti formativi, motivo le persone ad andare, ma in questo modo faccio anche passare dei messaggi che altrimenti non ci riuscirei mai, perché appunto se non ho il problema non me lo pongo nemmeno. Ecco, noi come donne, visto che siamo poche ma qualcuna c'è, abbiamo proprio, credo, la responsabilità, e anche come imprenditrici, di questo. È chiaro che poi se una persona può intraprendere, quindi essere autonoma, questo ovviamente per lei è ancora di più una forza per poter reagire a queste situazioni. Però io le posso raccontare quello che noi già facciamo sul territorio. Sì, no, questo è molto utile. Io chiedo, adesso magari lei Presidente forse lo sa, leggevo che la Regione Veneto avrebbe messo a disposizione nella rete antiviolenza 800.000 euro del proprio bilancio, quindi un impegno finanziario proprio per aiutare questi centri ad operare. È reale? Sono dati importanti? Hanno un peso? Aiutano? Allora, sono dati importantissimi, perché i centri antiviolenza campano grazie ai finanziamenti regionali, quindi ovviamente è fondamentale finanziare questa rete. C'è da dire che purtroppo la coperta è sempre corta e non è mai abbastanza, perché iniziative di questo tipo, cioè non dimentichiamo l'attività eccezionale che fanno questi centri in collaborazione con le forze dell'ordine. Cioè le associazioni, i comuni prendono queste donne che si rivolgono agli ospedali e alle forze dell'ordine, le nascondono, le smistano sul territorio e fanno in modo che non vengano trovate dai propri compagni. Quindi è un lavoro difficilissimo, insegnano spesso loro un mestiere, perché ovviamente si diceva, spesso parliamo di donne che non hanno autonomia economica, e cercano addirittura di instradarle verso una professionalità. Queste donne spesso hanno dei bambini, quindi cercano di far vivere ai bambini che soggiornano in queste case la permanenza nel modo più leggero possibile, creano quindi degli spazi gioco, quindi c'è tutta un'attività. C'è un'attività che riunisce i centri antiviolenza, tutte le istituzioni e le associazioni di volontariato, quindi è un impegno molto importante, e secondo me dal punto di vista politico è molto significativo il fatto che la Regione Veneto voglia continuare a finanziare questo tipo di intervento. Quindi non ci sarebbe bisogno di molto di più, sì, infatti io vedo qua, perché purtroppo le esigenze, ma questo è un purtroppo, le esigenze sono solo enormi. l'80% copre il pubblico, per cui il resto bisogna che intervenga il privato in qualche però modo. È un dramma nostro, è un nostro fallimento questo, perché nel momento in cui, e prendiamone atto, i centri antiviolenza, le reti antiviolenza hanno così tanto bisogno di finanziamenti, significa che noi non siamo riusciti ad arginare il fenomeno. Quindi noi che lavoriamo in ambito culturale e sociale stiamo fallendo in qualche modo, e qui dobbiamo intervenire. Elena, posso fare una domanda? Sì, dopo avvocato, sì. Allora, due cose. Io prima accennavo, quando non eravamo in diretta, se ci interessiamo anche, nella logica della tutela delle donne, di fare qualcosa verso gli uomini maltrattanti, non maltrattati, forse si è capito male, perché comunque queste persone hanno bisogno di essere curate. Io credo che anche lì bisogna intervenire.
credo un po' nell'ambito dell'educazione. L'altra domanda è che cosa si può fare per mettere in rete, coordinare, perché ci sono tanti soggetti, tutti assolutamente con una forte abnegazione a dare aiuto. Ma ecco, chiedo a lei se non è possibile creare delle reti per ottimizzare anche queste risorse. Forse Barbara Codogno può dare una risposta. La direttrice. Per quanto riguarda il territorio, so che la Fondazione Foresta, per esempio, ha aperto da poco uno sportello che si chiama Sportello Otello, da cui appunto abbiamo Otello come dramma della gelosia. E ci si può, gli uomini maltrattanti possono rivolgersi appunto dove ha sede? A Padova, proprio a Padova, è la Fondazione Foresta che l'ha aperto, lo so perché ne ho parlato recentemente proprio con il direttore. E quindi ecco, diciamo che come dire, il fenomeno è comunque valutato, è comunque presente un monitoraggio e anche una cura. Naturalmente non basta. Insomma. Dottoressa, si può curare, si può guarire, tra virgolette, oppure è qualcosa di ben più radicato nella persona, su questa forma di violenze, da parte dell'uomo, da parte dell'uomo, rispondendo alla domanda del... Ecco, cioè nel senso che comunque, come dicevamo, l'aspetto più importante è quello culturale, cioè nel senso che comunque esistono già dei programmi all'estero per uomini maltrattanti, in cui vengono proposti dei percorsi di recupero in alternativa alla pena, per esempio come mezzo di supporto, ecco. Però quello che interessa a noi è comunque capire anche come contrastare il fenomeno, per cui da un punto di vista sociale e culturale naturalmente la prevenzione in primis viene fatta comunque durante il periodo scolastico, quindi comunque esistono già dei programmi comunque di prevenzione che vengono applicati in alcune scuole primarie e secondarie, naturalmente a discrezione degli istituti, cioè nel senso che non sono programmi che vengono applicati all'unanimità a tutte le scuole, quindi è molto discrezionale, però comunque si parte dal presupposto che se la prevenzione non viene nei primi anni di vita, naturalmente un'educazione alla relazione soprattutto affettiva è fondamentale per gestire comunque quello che potrebbe sopravvenire, come per esempio un disequilibrio nella relazione dal punto di vista della gestione del potere, che comunque l'uomo tante volte è portato per una problematica con la gestione delle emozioni comunque ad agire in modo impulsivo, ecco. Per cui naturalmente un lavoro grosso deve essere fatto, cioè adesso che se è possibile in modo assoluto la cura dobbiamo sperarlo e auspicarlo, naturalmente molto lavoro deve essere ancora fatto e molto lavoro si sta già facendo. Per esempio qui a Padova, insieme a questa associazione di cui parlava la collega, c'è comunque anche il gruppo Polis, mi sembra che ha già applicato un programma di questo tipo, quindi comunque anche a Padova il codice rosa è stato applicato anche al pronto soccorso. Si sta facendo qualche cosa. Ci stiamo muovendo molto, ecco. E, naturalmente sono tanti ancora gli interventi da fare. Il coordinamento tra soggetti, è possibile ottimizzare il vostro coordinamento? Cioè, ecco, allora diciamo che una rete, come diceva la Presidente della Commissione Pari Opportunità, esiste e naturalmente ogni anno si rafforza sempre più perché vengono comunque coordinati dei tavoli, dei confronti tra soggetti che comunque non sono dei lavori che comunque vengono fatti a vuoto, nel senso che ogni volta comunque è sempre un momento di confronto e di consolidamento comunque di una rete già esistente che si amplia sempre di più. Non sono solo parole per rispondere a chi ci scrive, parlate, si fanno concretamente. No, e per cui comunque di fatto diffondere l'esistenza di questa rete è importante per poter dare alle donne l'opportunità di sapere che esistono questi percorsi, no? Però comunque molte volte le associazioni si trovano come la nostra, per esempio ecco volevo parlare di questo che mi sembra una cosa importante, ad offrire comunque anche degli strumenti alle donne su come comunque uscire da questo tipo di situazioni. Perché per esempio, come parlavano le colleghe qui, il lavoro per me è una determinante fondamentale, cioè io avendo lavorato tanti anni con le situazioni di violenza ho visto che il minimo comune denominatore che veniva portato comunque era sempre una problematica legata all'emancipazione, all'autonomia e al lavoro. Allora proprio forse la prevenzione al di là comunque maschile
su come lavorare comunque per prevenire gli atti di violenza da parte degli uomini, è anche una prevenzione si può agire come offrire degli strumenti alla donna per non trovarsi in queste situazioni o per uscirne più in fretta, o come non raggiungere delle escalation di violenza che partono comunque da stati di conflittualità nella coppia sino ad arrivare comunque a situazioni molto drammatiche, tipo quelle che vediamo. Quindi non favorire queste con atteggiamenti, certi comportamenti. No, io dicevo proprio che il disagio della coppia molte volte è in relazione anche alla mancanza di un lavoro, di un'autonomia della donna. Sì. Quindi comunque noi abbiamo visto che abbiamo pensato che anziché lavorare solo sul disagio, comunque su situazioni di grande urgenza, come l'allontanamento comunque di un compagno in una situazione di grande violenza in cui c'è questa escalation. Trovare un'occupazione. No, dico, offrire alla donna che comunque già vive una situazione di disagio all'interno della coppia e che vuole comunque, legato comunque ad una mancanza di autonomia che poi crea dislivello nella coppia e comunque dislivello nel potere e quindi comunque violenza, un'escalation di conflitti che porta comunque alla violenza. Il lavoro comunque è un'esigenza importante, quindi comunque offrire l'opportunità, ecco, alle donne di fare dei percorsi di orientamento al mondo del lavoro e di formazione e di la messa in rete di soggetti già esistenti sul territorio, a partire dalla Camera di Commercio per quanto riguarda l'imprenditoria, ma ce ne sono tantissimi altri che noi abbiamo cercato di mettere insieme per offrire alla donna dei percorsi, anche non solo alla donna che comunque è in casa di accoglienza, tutte le donne che comunque vogliono raggiungere un'autonomia. Questo noi abbiamo visto che ha avuto una risposta. Una cosa concreta. Sì, Luigi, poi abbiamo la rafforzare pubblicità. questo, il gruppo Polis che noi sosteniamo da anni, con il quale abbiamo un accordo di collaborazione e cerchiamo di aiutare attraverso l'Agenzia per il Lavoro le persone che si trovano in questa situazione. Hanno poi attivato anche il discorso degli psicologi a favore degli uomini maltrattanti, quindi bisogna creargli il percorso, perché il problema è molto spesso quello di riuscire a mantenersi economicamente e del lavoro. Adesso vi do la parola, prima l'avvocato Fratallone, poi anche a lei, pochi secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme, quindi dopo sentiamo i nostri ospiti. A poco.